importante ma non esaurisce il tema della viabilità e della logistica dell'area metropolitana di Genova. Ragioneremo in tante cose, quello che abbiamo ragionato di più stamattina è la fattibilità di un progetto che esiste nell'area del tempo ma è approfondito fino in fondo per il tunnel subportuale. Vedremo poi nei mesi a venire quale concretezza tutto ciò potrebbe avere. Quello che ci interessava oggi era chiarire a tutti il tema della Gronda, che poi è il verme attorno a cui ruota tutto il resto, è un tema ormai del giorno per operatività. Però ci sono tutta una serie di altre opere che sta portando avanti l'autorità portuale che si incastrano col tema della risistemazione dei nodi autostradali di Genova, per cui io darei la parola, poi se ci sono domande, se no poi con l'avvocato Bozzo firmeranno la convenzione. Ma molto brevemente l'occasione di avere qua il Presidente della Regione, il Sindaco e l'amministratore delegato di Azzano, Ingegner Castellucci, è abbastanza unica per parlare dell'impatto che ha sulla mobilità a Genova previsioni di traffico futuro del porto. Il porto fa 2,7 milioni di TIV oggi, 1,6 sono nell'area di Voltri, 1 sono nell'area di San Pierdarena, con crescita a due cifre sia sul dato container sia sul dato traghetti. Quindi vuol dire che sulla congestione attuale di Genova, che è stata richiamata prima, negli anni a venire avremo impatti molto significativi con il potenziamento di terminal e di situazioni aziendali, pensate a San Pierdarena, Messina, Spinelli e l'area del Toro. La Gronda, come sapete, decongestiona tutto il traffico che da ponente arriva e si lega poi a Milano e al Monte, e quindi assorbe anche sostanzialmente l'area di Voltri. San Pierdarena è pesantemente condizionato dal fatto che si trova praticamente in città. L'85% della merce che arriva nel porto di Genova va via tramite gomma. Come aumentare il traffico di ferrovia, l'abbiamo visto l'altra volta, per far uscire la gomma abbiamo essenzialmente due grandi interventi. Uno sono le merci che escono dai terminal di Palazzo Sanità e del Toro e beneficeranno della nuova uscita su del Toro che stiamo concordando sia con i terminalisti sia con la società Autostrade d'Italia. L'altro, che è oggetto della convenzione di oggi, che facciamo unire, che ringrazio l'avvocato Pozzo e tutta la struttura che ha collaborato a questa convenzione, fluidifica l'altro grande varco di San Pierdarena. Poi lo vedrete bene, ci sono 3 slide che proietteranno Eugenio De Stefano, che è direttore tecnico, che è l'uscita da Varco Etiopia. Attualmente Varco Etiopia esce a raso sul lungomare Carpa ed è un motivo di afflizione per il porto, ma soprattutto per il sito, perché è un impatto devastante. Il progetto andrà in sopraelevata e si legherà, per quello che abbiamo fatto oggi con il Castellucci, perché si legherà alla parte di progetto che fa Autostrade per l'Italia da Genova a Ostia, conoscendo con una serie di interventi che andranno direttamente in sopraelevata all'incontro. Quello che fa IRE sarà cercherà di affidare la progettazione definitiva ed esecutiva e altresì le verifiche progettuali con l'opzione per la direzione lavoro. Ci sono 3 slide che secondo me, se l'ingegnere De Stefano ben illustra, aiuteranno a capire significativamente l'impatto della città. Illustro brevemente il progetto di cui andiamo a fidare il bando per la progettazione definitiva esecutiva e la verifica progettuale ad IRE, che abbiamo individuato in questo rapporto di collaborazione come il soggetto che ha le professionalità per sviluppare bene e rapidamente le fasi di affidamento, che sono sempre delicate e a volte anche molto lunghe. In questo
foto aerea vediamo la situazione attuale che aveva già anticipato il Presidente Signorini. Vediamo il punto nevralgico, che è quello del lago Etiopia a Raso, che provoca una commistione dolorosa per il traffico cittadino, ma per il traffico portuale, ma ancora più per il traffico cittadino, nella commistione tra il traffico portuale commato, che è importante perché sul lago Etiopia si scarica praticamente tutto il traffico generato dal bacino commerciale San Pietro Arena, e la viabilità cittadina di lungomare Caneva. L'altro nodo viario è il nodo San Benigno, che vediamo qua sotto, il puntatore. Il puntatore non è efficace sullo schermo, però abbiamo tutti presente qual è il varco San Benigno, che è questo, che principalmente al momento serve il terminal di Calata Sanità Secche e l'ingresso al CSM, e in futuro servirà il nuovo terminal Bettolo. L'intervento che andiamo quindi a mettere in campo darà un ordine, una razionalizzazione a questo sistema viario e soprattutto contribuirà ad una separazione tra il traffico commerciale portuale e il traffico cittadino. Nell'ambito di questo grande progetto di riassetto, la prima attività che è già in essere adesso è il riassetto della parte San Benigno, che qua vediamo tratteggiata sulla slide, che è già in corso adesso, che riguarda un miglior accesso con quell'annotatore che vediamo in basso a destra al terminal Secche e una risistemazione delle corsie di ingresso e uscita per rendere il varco più razionale, più immediatamente fruibile. E questa attività, che ripeto, è già in essere adesso. In blu vediamo invece il progetto del nuovo varco Etiopia in quota, progetto oggetto della Convenzione CONIA, che riguarda da un lato la risistemazione, ammodernamento e messa in sicurezza della sopraelevata portuale, tutto lo braccio che si protende in alto a sinistra, e poi il nucleo del progetto è la realizzazione di una piastra in quota, che vediamo come allargamento dell'attuale sopraelevata, che ospiterà i nuovi varchi e la realizzazione dei nuovi varchi, quindi con la dismissione del varco di Etiopia a Raso. L'importanza di questo progetto ed anche il significato della giornata, come accennava prima il Presidente Signorini, è che questo intervento è collocato in sinergia con l'intervento di autostrade che vediamo evidenziato in verde, che realizzerà il collegamento viario diretto dal nuovo varco Etiopia in quota al casello di Genova Ovest, senza interferenze con la viabilità cittadina. Quindi vedete quella rampa che si connette verde, che si connette all'intervento di autorità portuale, che conduce direttamente, svincolata dalla viabilità tra l'altro dell'elicoidale, e si connette direttamente alla rampa di Genova Ovest. E quindi a regime questo sarà l'assetto definitivo quando sono completati gli interventi sia dell'autorità del sistema portuale sia di Autostrade per l'Italia, e quindi questo sarà il nuovo sistema di varchi in cui avremo il sistema di varchi di San Benigno, peraltro il cui assetto attuale che stiamo realizzando è già studiato in funzione della viabilità nuova in rampa che arriverà dal terminal Bettolo, perché il terminal Bettolo avrà una viabilità dedicata in rampa che accederà direttamente al varco San Benigno da un lato, dall'altro lato il varco Etiopia in quota con casello ingresso e uscita, che trasferirà tutto il traffico commerciale del bacino San Pietro Arena e collegato alle opere di Autostrade per l'Italia direttamente al casello di Genova Ovest, ripeto, senza connessioni e interferenze con la viabilità cittadina. L'orizzonte temporale di questo sistema nel
sostanzialmente coincidono con i tempi di realizzazione delle autostrade per l'Italia, traguardiamo il completamento di questo assetto all'anno 2030.